Prima l'area del Bassanese, poi la pedemontana trevigiana, le colline del Prosecco, il Vittoriese e quindi Pordenone. È questa la fascia colpita nella serata di ieri dall'impressionante grandinata che ha letteralmente ricoperto verso le 21 strade e campi. Chicchi come palline da ping pong a Bassano, grandine sottile, simile a neve ad un primo sguardo, più in là Travidor, Valdobbiadene, Miane, Follina e Pieve di Soligo, dove una coltre bianca ha ricoperto le strade creando problemi alla circolazione. In molti a quell'ora stavano infatti rientrando a casa. A Follina il ghiaccio è arrivato a una ventina di centimetri, costringendo i più a fermarsi. Difficile e di certo pericoloso procedere con la grandine che faceva slittare le ruote e sbandare le auto. Una grandinata eccezionale, immortalata in moltissime foto postate sui social, che ha costretto a un super lavoro i vigili del fuoco di Treviso e dell'intera provincia, tutti in servizio sul territorio nella serata. Timori per i vigneti subito rientrati, la grandinata precoce si è abbattuta sulle viti in una fase di germogliazione in cui non ha potuto causare danni seri. A Monfumo diversi gli interventi per taglio di piante abbattute dal forte vento e sempre qui si è verificata anche una frana. Dove dunque non si è abbattuta la grandine ci ha pensato il vento a provocare disagi come nella zona sud di Treviso. Problemi sia in autostrada, sulla 27 e all'aeroporto Canova. Stamattina sole di nuovo splendente un po' ovunque, ma si tratta solo di una breve tregua. Nuove precipitazioni sono attese già da domani.